Questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il
della tua bontà, canterò della tua bontà. Perfetta grazia, che dolce suono ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. E come un fiume libero amor, grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni lui mi promise, sicuro in lui io sono. Il mio scudo è la mia protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi
Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi sia chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Aure eterno, immortale, invisibile, ma reale, a Lui rivolgiamo lode. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Aure eterno, immortale, invisibile, ma reale, a Lui rivolgiamo lode. Incoroniamo te, ore Gesù, incoroniamo te, ore Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Aure eterno, immortale, invisibile, ma reale, a Lui rivolgiamo lode. Pace nel Signore, fratelli, buongiorno, che Dio vi benedica. Glória a Dio per questa opportunità, per il privilegio di essere qui insieme per adorare e lodare il nome del Signore Gesù. Questa è la preghiera del mattino, un programma della CEA da MIT, Chiesa Evangelica Assembleia di Dio, Arca Missionária Italiana. E noi siamo qui per adorare e benedire il nome del Signore.
Ogni mattina, martedì e giovedì, siamo qui in diretta dalle 8 alle 9 con la preghiera, con i cantici e intercedendo anche per le richieste di preghiera. Io sono il pastore Victor Lopez, sono il coordinatore della missione della Cea d'Amiti in Italia e per la grazia di Dio vostro servitore per essere qui stamattina. Sappiamo che abbiamo affrontato diverse cose perché non è facile. Ogni giorno combattiamo, ma non combattiamo con le nostre armi, combattiamo con le armi dello Spirito Santo. Per questo l'Apostolo Paolo ha scritto agli Efesini dicendo: rivestitevi di tutta l'armatura di Dio. Alleluia. E dobbiamo continuare in preghiera perché la preghiera è quella che ci porta all'equilibrio, è quella che ci dà la vittoria. La preghiera ci fa avere una vita differente, diversa. Quindi prega con noi. Vorrei mandare un saluto a tutti i nostri fratelli che sono in Italia, dal nord al sud d'Italia. Che Dio vi benedica, tutti i fratelli, tutti i pastori, tutti i missionari, le chiese. Che il Signore vi benedica abbondantemente, in nome di Gesù. Glória a Dio. Se tu hai una richiesta specifica di preghiera, puoi mandare su questo contatto, su WhatsApp, di questo numero che è 351 360 4320. 351 360 4320. Puoi contattare, mandare la tua richiesta di preghiera e noi saremo qui presentando ogni richiesta di preghiera. Potete anche seguirci su social della Chiesa, su Instagram abbiamo 3 profili che è del settore 1, del settore 2 e del settore 3. Settore 1 sono io, il pastore responsabile per il settore 1, insieme agli operai. Coopero anche con il missionario Marco Lillo nel settore 2 e a Pisa, settore 1 Firenze, settore 2 Pisa e settore 3 Verona. Quindi un saluto ai fratelli di Firenze, di Pisa e di Verona. Dio benedica i nostri missionari, Marco Lillo, Denisa, la Carminha, la Jamile. Dio benedica anche i missionari Giovanni, Dariana, che il Signore continua essendo con voi in ogni cosa. L'opera del Signore continua avanti perché evangelizzazione è la nostra priorità. Vorrei condividere anche il modo che tu puoi fare la tua contribuzione, la tua offerta per la manutenzione di quest'opera, per benedire l'avanzamento dell'evangelizzazione nella penisola italiana, perché ha tanto bisogno di un risveglio spirituale. Evangelizzazione è la nostra priorità. Quindi se tu vuoi partecipare con noi, puoi partecipare anche contribuendo. Dio vi benedica in nome di Gesù. Fratelli, seguiamo con le richieste di preghiere. Abbiamo ricevuto già alcune richieste. Consideriamo ogni famiglia missionaria che è con noi, operando nel regno, perché sappiamo che non è facile fare questa opera di evangelizzazione, dedicare la vita al Signore in un mondo così corrotto. Non è stato mai facile. La Bibbia dice che quando Abele ha offerto un sacrificio più gradevole a Dio di quello che Caino ha offerto, suo fratello si è ribellato contro di lui. Troviamo sempre difficoltà, sempre. Non sarà mai facile. Gesù ha detto che nel mondo abbiamo afflizioni, tribolazioni, ma dobbiamo fare animo perché lui ha vinto e anche noi abbiamo possibilità di vincere. Se lui ha vinto,
noi abbiamo possibilità di vincere perché la parola del Signore dice che in Lui siamo più che vincitori. Alleluia. Che possiamo pregare stamattina perché il Signore possa salvare, perché il più grande miracolo che possiamo vedere nella vita di una persona è la salvezza. La Bibbia dice che Noè era dentro l'arca perché ha ricevuto quel progetto di Dio e ha accettato il progetto di Dio nella sua vita. E se lui avesse camminato sui suoi progetti, sarebbe distrutto come tutti gli altri sono stati distrutti. Ma Noè ha dato ascolto al progetto di Dio, alla voce di Dio, ha creduto a ciò che Dio gli aveva consegnato e ha fatto tutto ciò che Dio ha comandato di fare. E la Bibbia dice che Noè entrò con la sua famiglia dentro l'arca e lì è rimasto finché è passato il diluvio, finché le acque del diluvio si sono abbassate, e la Bibbia dice che l'arca riposò sul monte Ararat, in Turchia. Fratelli cari, non sappiamo come sono stati quei giorni del diluvio nella vita di Noè. Dentro quell'arca, certamente è stato molto meglio di quelli che erano fuori, ma non vuole dire che sono stati facili quei giorni. Certamente no. Perché nonostante era protetto, sicuro, ma stava vivendo una cosa mai vissuta. E a volte noi abbiamo paura di vivere la volontà di Dio. Abbiamo paura di accettare la volontà di Dio. Ma la Bibbia dice che la volontà di Dio è buona, perfetta e gradevole. E quindi, fratelli, che possiamo concentrarci alla volontà di Dio, ubbidendo la sua voce, indipendentemente di ciò che sta succedendo fuori e anche della pressione che c'è dentro, perché dentro l'arca aveva una pressione. I pensieri, Noè non era solo lì, aveva tutta la famiglia. Chissà, tu stai dicendo, ma se io fossi solo sarebbe più facile per gestire questa situazione. No, la famiglia è una benedizione del Signore. I figli sono eredità del Signore. Noè era lì di vittoria, perché non era solo, era con tutta la sua casa. Chissà, tu stai affrontando un periodo difficile con la tua famiglia, ma io voglio dirti che la tua famiglia è una benedizione. È biblico questo. E tu non devi guardare la tua famiglia come un problema, ma guarda la tua famiglia come una benedizione di Dio. E servi Dio e servi la tua famiglia, portando Dio in mezzo alla tua casa, alla tua famiglia, e portando la tua famiglia a Dio. Così è. Quindi non guardare la tua famiglia come un peso, come un problema, come una difficoltà, ma guarda la tua famiglia come benedizione di Dio, i tuoi figli come eredità di Dio. Alleluia. Quindi Noè era dentro quell'arca con tutte quelle difficoltà, ma godendo della presenza della sua famiglia salvata. Lui poteva essere lì piangendo perché i suoi figli non hanno voluto entrare con lui dentro l'arca, la sua moglie lo ha abbandonato. No, lui era lì con tutta la sua casa. La fede di Noè ha coinvolto la sua famiglia. Permette che la tua fede coinvolga la tua famiglia, anche se state vivendo un periodo difficile, un periodo di lutto, di perdita, un periodo di pressione, di oppressione, ma calmatevi, perché
il diluvio passerà e l'arca riposerà. E quando l'arca riposerà, le buone notizie arriveranno e la porta si aprirà e un tempo nuovo di Dio sarà per te e per la tua famiglia. Benedetto sia il nome del Signore. Preghiamo, fratelli, in nome di Gesù, per tutte le richieste, preghiamo per i fratelli che si trovano malati, preghiamo per la sorella Arter, preghiamo per Milvia, preghiamo per la Lucia, preghiamo per la zia, per la cognata della missionaria Carminha, preghiamo per il suo fratello, lei mi ha mandato un vocale, e preghiamo perché il Signore possa assistere la Carminha, che è in Brasile, insieme alla sua famiglia lì, che Dio possa operare un miracolo nella vita del suo fratello e della sua cognata, perché Dio è potente, fratelli, per fare ogni cosa. Dio è potente per fare ogni cosa. Preparati, perché l'arca della tua casa, l'arca simboleggia Dio, e tu sei con la tua famiglia dentro il centro della volontà di Dio. Allora questa arca riposerà. Salmo 91 dice: chi abita all'ombra dell'Altissimo riposerà. Quindi questa arca riposerà e porterà questo riposo anche a te. E la novità di Dio verrà per te e per la tua casa. Ma tu devi essere dentro il centro della volontà del Signore. Quindi preghiamo per questi fratelli che hanno bisogno di un'emergenza, di un soccorso. Preghiamo per la missionaria Denisa, perché il Signore possa guarirla, il Signore possa assisterla in ogni necessità del suo corpo, che il Signore possa restaurarla con salute, mettendo a posto ogni cosa nel suo cuore, nella sua vita, in nome di Gesù, perché Dio è potente per fare. Amen, fratelli. Condividete questa diretta, invitate i vostri amici, lasciate il vostro mi piace e preghiamo in nome di Gesù. Preghiamo per Massimiliano, figlio di Luca, perché Dio operi salvezza, liberazione e cose grandi. Padre, in nome di Gesù siamo qua nella tua presenza. Vogliamo ringraziarti per questo giorno in più che ci dai. Signore, grazie per la tua bontà, per la tua misericordia, per la tua benedizione. Grazie per la tua salvezza, per tuo Figlio, Padre. Grazie per tuo Figlio Gesù, il nostro Signore e Salvatore, che ci hai dato come riscatto dei nostri peccati, Signore. Ecco, eravamo tutti condannati e soggetti al peccato, ma tu hai dato tuo Figlio Gesù per morire in croce, per salvarci dal peccato, dalla morte e dal giudizio, Signore. Ti prego che possiamo, Signore, riconoscere stamattina che la più grande benedizione è stata questa, che nonostante noi eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Grazie, Signore, per il tuo grande sacrificio in croce. Ti prego di perdonarci, perché anche se abbiamo creduto e siamo salvati per fede, tutti i giorni dobbiamo credere. Dobbiamo essere rinnovati tutti i giorni, Signore, perché non siamo salvati per sempre, siamo salvati e tutti i giorni siamo salvati, perché tutti i giorni dobbiamo riconoscere, confessare, accettare te, la tua salvezza e il tuo piano, che non veniamo a allontanarci dalla tua presenza, che non veniamo a deviarci dalla tua via, perché tu sei la via, la verità e la vita, Gesù. Grazie perché eravamo lontani e tu ci hai messi alla tua presenza
tu ci hai messi sulla tua via. Grazie Signore per ognuno che è qui con noi in diretta, quelli che sono al lavoro, quelli che sono a casa, quelli che sono in macchina e che oggi aprono la porta della casa, mi danno un passaggio. Siamo insieme, Signore, comunque siamo insieme tramite questa diretta, siamo insieme in questa trasmissione, siamo insieme in te, perché in te siamo uno. Alleluia, alleluia. Signore, ti prego, continua dandoci la grazia, dandoci la forza, continua, Signore, operando in noi, per noi, tramite noi. Ti prego per questi fratelli che si trovano malati, Signore, che tu possa intervenire nella vita di ognuno. In speciale vorrei pregare per il fratello della missionaria Carminha. Signore, vorrei pregare, Signore, che tu intervenga nella vita, Signore, di Cosmo. Che tu possa entrare, Signore, con liberazione nel suo corpo, cambiando la sentenza, cambiando, Signore, il diagnostico del dottore. In nome di Gesù, Signore, che tu possa cambiare, Padre, ciò che ha detto la medicina e che tu possa sorprendere i medici, la famiglia e tutti che aspettano una cosa peggio, ma tu, Signore, sei arrivato prima in questa storia e tu hai la sentenza in mano, Signore. Oh Dio, la tua parola dice che il re Ezechia aveva una sentenza, ma ha pregato e quella sentenza tu hai cambiato, Signore. Sei tu la vita e sei tu, Signore, che determina i nostri giorni. Alleluia. Che tu possa prolungare i giorni di Cosmo sulla terra, perché lui possa testimoniare il miracolo che tu lo farai, Signore. In nome di Gesù, Padre, ti prego di intervenire nella vita di Cosmo stamattina. Ti prego di intervenire nella vita della cognata della missionaria Carminha, Signore. Che tu possa togliere quel cancro, che tu possa, Signore, bruciarlo, che tu possa, Signore, fare un'opera nella vita della cognata di Carminha, Signore, e che la sentenza, che il diagnostico sia pure cambiato e che lei possa testimoniare guarigione, liberazione e salvezza per la gloria del tuo nome, Gesù. Ti prego per la sorella Arter, ti prego, Signore, per la richiesta di Luca. Oh, Signore, interviene, Padre, in ogni situazione. Intervieni perché tu sei la salute. Tu sei, Signore, la salute. In nome di Gesù intervieni nella vita di chi è stamattina in ospedale, che la richiesta non è arrivata a me, ma io vorrei pregare per tutti che si trovano nel riparo di oncologia, nel riparo chirurgo, quelli che sono in attesa di una chirurgia, di un intervento, quelli che sono al pronto soccorso, nell'emergenza, al Maier, Signore, stamattina, in ogni ospedale in Italia, nel mondo, che tu possa intervenire stamattina, Signore. Quelli che si trovano a casa con dolore, ti prego per la missionaria Denisa, Signore. Intervieni nella vita della missionaria Denisa, nel suo corpo, Signore, intervieni nel suo cuore, Padre, che tu possa intervenire. Io non sono un cardiologista, ma tu sei medico dei medici. Alleluia! Gloria al tuo nome, Signore. Tu sei il medico dei medici. Tu sei dottore per eccellenza. Tu sei Dio creatore. Tu sei colui che ha dato la prima parola e ha detto che abbia luce e si è fatta luce. Tu hai creato la donna dalla costola dell'uomo. Tu hai creato l'uomo dalla terra, Signore, e tu conosci la nostra struttura, tu conosci il nostro corpo, tu conosci ognuno di noi, dal piedi ai fili dei capelli, Signore. In nome di Gesù, entra nel corpo della missionaria Denisa oggi, sulle vene, entra nel suo cuore,
ma come mai un Dio grande può entrare? Sì, Signore, tu puoi entrare in qualsiasi parte. Oh Dio, opera stamattina. Dá un cuore nuovo a Denisa, Signore, un cuore nuovo a tua serva missionaria che è lì a fare la tua opera. Signore, quegli uomini erano lì a chiedere che tu operassi nella vita del servo del centurione e loro hanno detto: ma quell'uomo ha costruito la sinagoga, quell'uomo ha messo dei suoi soldi per la costruzione della sinagoga. Loro hanno detto ciò che ha fatto quel servo. Loro hanno presentato a te, Signore, ciò che quel servo ha fatto. Io voglio, Signore, stamattina, nella mia ignoranza, presentare, Signore, ciò che la tua serva Denisa opera per te lì a Montescherboli, a Pisa, con suo marito. Signore, tua serva che ha rinunciato tutto per servirti lì. Oh, Signore, cosa diranno gli empi da te? Signore, dimostra la tua gloria in quel posto e guarisce la tua serva perché sia operante, strumento potente in quella provincia, in quel settore ecclesiastico, insieme a suo marito e alla sua famiglia. In nome di Gesù, fa che quegli uomini vedano che tu sei guarigione, che quei dottori vedano che tu sei, Signore, che hai cuori nuovi, che hai tutto nuovo e puoi dare tutto nuovo, tu puoi cambiare, tu puoi fare un intervento, un trasplante tu puoi fare, dare un cuore nuovo a Denisa, tu puoi fare, Signore. Io credo così, Signore. Alleluia! Spirito Santo, attiva la fede dei miei fratelli che dubitano e che non credono nella tua potenza, che tu possa operare stamattina, che tu possa operare, Signore, stamattina, cose grandi, aprendo porte. Visita chi è a lavoro stamattina, visita chi è senza lavoro. Visita Massimiliano stamattina, Signore, cambia la sua situazione. Visita i fratelli, Signore, delle basi missionarie. Ti ringrazio, Signore, non potevo lasciare di ringraziarti per la vita di Domenico, che domenica scorsa ha fatto il battesimo e ha testimoniato pubblicamente la sua fede. Che tu possa firmarlo, che tu possa condurlo e che tu possa, Signore, farlo fruttifero nel tuo regno per la tua gloria, un uomo di Dio nella tua presenza. Signore, ti prego per tutte le famiglie, per tutte le coppie, ti prego, Signore, che tu possa intervenire, che tu possa, Signore, dare ordini di esecuzione stamattina, come tu hai dato ordini agli angeli, agli arcangeli, ai serafini, per venire a parlare, a portare buone notizie a Maria. Porta buona notizia oggi, Signore. Come lei ha ricevuto quella buona notizia, benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo. Signore, portaci buone notizie stamattina. Ci fa avere delle visite speciali stamattina, come Zaccaria ha avuto la visita dell'angelo, come Abramo ha avuto la visita dell'angelo del Signore, come Gideone ha avuto Rabarashederia. Signore, alleluia! Siamo tutti nella stessa condizione. Siamo tutti, Signore, bisognosi, necessitati. Interviene, Signore, nella nostra casa. Entra dentro la vita di quella persona che si è allontanata da te.
porta alla tua presenza quel fratello. Signore, vedi il marito di quella sorella che si è allontanato dal tuo proposito. Riportalo, Signore, al tuo proposito. Ti prego per Montiscerboli, Signore, che tu possa operare in quella frazione, ma pure in tutto quel paese di Pomaranci, nella Val di Cescina, Signore, nella provincia di Pisa. Opera lì, Signore, usa Marco, dandogli saggezza, dandogli potenza nel parlare, nell'esecutare la tua opera, insieme alla sua moglie, insieme alla missionaria Jamile, insieme ai fratelli, alla missionaria Carminha. Signore, che tu possa aggiungere altri fratelli, che tu possa risvegliare le persone che stanno dormendo perché ti servano lì in quella città e il tuo nome sia proclamato. Ti prego per il sindaco, per i carabinieri di Montiscerboli, di Pomaranci, per le autorità. Ti prego, Signore, per la provincia, per i fratelli di Pisa. In nome di Gesù, Signore, opera lì. Manda il necessario. Signore, quelli che non sono fedeli a te nel poco, che mancano, Signore, nella fedeltà, nel sostegno della tua opera, che tu possa, Signore, risvegliarlo, che tu possa spingerlo a fare, perché il tuo nome sia glorificato e perché loro vedono la tua benedizione moltiplicandosi dentro la loro casa, la loro famiglia e le loro finanze. In nome di Gesù, Padre, ti prego esta mattina che tu possa visitare anche i fratelli qua della provincia di Firenze, al settore 1, la sorella missionaria Lia con suo marito, pastore Davide, la sua famiglia. Signore, che tu possa operare, continuare con le tue mani stese sulla vita della missionaria Lia, del pastore Davide. Signore, io credo, Signore, pienamente che tu hai chiamato quella coppia per un'opera eccellente e che tu, Signore, vuole usarli con potenza per fare crescere il tuo regno, Signore, qui. Ti prego, Signore, che tu possa spingerli, che tu possa rinforzarli, che tu possa levare davanti a loro ogni imbarazzo, ogni difficoltà, ogni problema che si sta davanti. In nome di Gesù, Signore, opera nella vita della missionaria Lia, del pastore Davide e dei fratelli di Firenze. Signore, ti prego per gli operai, per i volontari, per tutti che sono con noi, Signore, per i fratelli che si trovano malati. Ti prego per la sorella Edina, Signore. Ti prego che tu possa alzare la tua serva, che tu possa rinforzarla con salute, ma anche con forza spirituale, perché lei è un strumento tuo nella tua opera e nel tuo regno per operare, Signore. Io credo nella tua potenza sulla sua vita e sulla vita della sua famiglia. In nome di Gesù Cristo, ti prego, Signore, per Isa, ti prego per la famiglia di Isa, per Leni, per Sandra. Ti prego di intervenire nella vita di Sandra, Signore. Signore, dice basta a quella situazione, Signore. In nome di Gesù, metti un punto finale e guarisce quel ragazzo, Signore. Libera quella famiglia di quell'oppressione. In nome di Gesù, Padre, ti prego per Zinha, per la sua famiglia. In nome di Gesù, ti prego per Raymond e la famiglia, la sua mamma, Nati, Christian, salvezza per loro, Signore. Ti prego per Signore Badiani, che tu possa operare, Signore, nella vita di Sergio, nella vita della sua moglie, dei suoi figli, di tutta la famiglia, Signore, da sua mamma, in nome di Gesù. Ti prego, Signore, per Vinícius, Darli, ti prego, Signore, per Lucas, per la famiglia, ti prego, Signore, per Alessandro Piccolino, che tu possa restaurare la sua salute e che a presto sia con noi, Signore. Ti prego per tutti i fratelli, Adriana Ferroni, Gilmara, ti prego per Riccardo, per Mauro, ti prego, Signore, per la sorella Gladys, per la sorella Nemesis, con la sua famiglia, Christian, suo marito. Signore, ti prego, Padre, per la sorella Ruby, ti prego, Signore, per tutti i fratelli, in nome di Gesù, Signore, di qua di Firenze. Ti prego per la Silvia, ti prego per Ana Maria, per la Milvia, ti prego, Signore, per tutti i fratelli, per la Lucia,
In nome di Gesù opera, Signore. Ti prego per i fratelli di Verona, opera nella loro vita, aiutali in ogni cosa, la Gianni, la Rossana, Riccardo, Luca. Signore, ti prego per Salvatore, ti prego per i fratelli che sono lì, Signore, per Ignazio, per Vincenza, per tutti che sono lì in quella provincia, Signore. Che tu possa restaurare, fare cose grandi. Ti prego, Signore, per la sorella Annunziata Calabresi, Signore, che tu possa aiutarla, sostenerla, benedirla con la sua famiglia. Continua con noi, Signore. Ti prego per Alessandro, per Michele, ti prego per Emily, per Angel, per la famiglia, Signore, che loro possano avere costanza nella tua presenza, nel servirti, che tu possa restaurare ogni famiglia sul tuo altare. In nome di Gesù, continua con noi. Ti prego per la Mie, ti prego per pastore Ficara, ti prego, Signore, per pastore Daniele Zino, ti prego, Signore, per tutti i pastori che operano in Toscana, in Umbria, Signore, pastore Born con la sua famiglia, pastore Cortesi, pastore Gagliano, per tutti i fratelli pastori, la Josefina, Signore, Montese, Signore, ti prego per lei, ti prego per tutti che sono nella tua opera, in questa provincia, in questa regione, in questo paese, dal nord al sud d'Italia. Ti prego per i fratelli che sono in Europa, ti prego per tutti, Signore, che sono fuori Italia, che tu possa operare per il fratello Marco, Signore, in Spagna. Benedice lui con la sua famiglia. Benedice, Signore, la sorella Daisy di Como e tutti i fratelli lì. Continua con noi, in nome di Gesù. Amen e amen. Gloria a Dio. Lasciate mi piace, fratelli, like, condividete. Ma pastore, perché tu chiedi di lasciare mi piace e di condividere? Perché se voi lasciate mi piace e condividete, avremo più visualizzazioni e YouTube vedrà che questa diretta è una diretta importante. E così YouTube manderà alle persone che cercano preghiera. Quando una persona metterà preghiera, YouTube offrirà questa preghiera. Quindi, perché offrirà? Perché ha una visualizzazione grande, una condivisione grande, che loro lasciano mi piace. Quindi condividete, interagite e lasciate così il vostro mi piace e leggiamo la parola di Dio. Non andate via, rimanete. Oggi abbiamo avuto difficoltà nella trasmissione e per questo siamo un pochettino in ritardo, ma leggiamo il Salmo di oggi. Salmo di numero 6. Salmo di numero 6. Apri la tua Bibbia e partecipa con noi. Salmo di numero 6. Leggete con noi. E partecipate insieme. Mandate anche le vostre testimonianze. Ecco, quello che ha fatto il Signore tramite la preghiera, la vittoria che Dio ha dato questi giorni. C'è una lode che dice racconta le benedizioni. Racconta e racconta. Quantas bênçãos diz quantas são. Allora, racconta le benedizioni e dite quante ne sono. Diteci quante ne sono. Salmo 6. Manda su questo WhatsApp la tua vittoria. Vogliamo condividere. Se Dio ti ha esaudito in una preghiera, manda la testimonianza per edificazione del corpo di Cristo.
Gloria a Dio. 351 360 4320 è questo il canale dove tu puoi mandare le tue richieste e anche la tua testimonianza. Gloria a Dio. Salmo 6. Ó Eterno, non correggermi nella tua ira e non castigarmi nell'ardore del tuo sdegno. Abbi pietà di me, ó Eterno, perché sono sfinito dal male. Guariscimi, ó Eterno, perché le mie ossa sono turbate. Anche la mia anima è grandemente turbata. E tu, ó Eterno, fino a quando? Volgiti a me, ó Eterno. Libera l'anima mia. Salvami per l'amore della tua benignità, perché nella morte non c'è memoria di te. Chi ti celebrerà nel Sheol? Io sono sfinito a forza di sospirare. Ogni notte allago di pianto il mio letto e faccio scorrere le lacrime sul mio giaciglio. Il mio occhio si distrugge dal dolore e invecchia a motivo di tutti i miei nemici. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità, perché l'Eterno ha dato ascolto alla voce del mio pianto. L'Eterno ha dato ascolto alla mia supplica. L'Eterno accoglie la mia preghiera. Tutti i miei nemici siano confusi e grandemente smarriti, voltino le spalle e siano svergognati in un momento. Salmo di Davide questo, fratelli. Nella morte non c'è memoria di te. Chi ti celebrerà nel Sheol? Ci sono persone che stanno aspettando non so cosa. Ah, perché domani servirò al Signore. Io ho molto da fare, sono occupato. Io sono impegnato, io devo crescere i figli, io devo fare questo, io devo curare la casa, io devo... È vero, tutto questo è vero perché dobbiamo crescere i figli, dobbiamo curare la casa, ma non possiamo lasciare Dio all'ultimo o come il resto della nostra vita. C'è una testimonianza di una persona che ogni volta che era evangelizzata diceva no, adesso no, io voglio godermi la vita, sono molto giovane. Come se un giovane non dovesse servire al Signore. E questa è una bugia di Satana. La parola del Signore dice: ricordati del tuo Creatore nel giorno della tua giovinezza. Ricordati del tuo Creatore. E ci sono genitori che dicono ma lascia stare perché ancora è molto giovane, è piccolo, è un adolescente, va bene, quando crescerà farà la sua scelta. No, questo è un sbaglio, una bugia di Satana. Insegna tuo figlio a servire Dio. Insegna la tua casa a servire il Signore. La Bibbia parla che Dio lui ha raccomandato, ha detto Mosè, che tutto Israele, che tutti i capi di famiglia insegni dentro la sua casa, di giorno e di notte, questa parola. Quindi non puoi guardare il tuo figlio e dire è piccolo, è un bambino, perché i bambini servono al Signore. Gesù ha detto lasciate che vengano a me i piccolini. Tu non devi
Io litigo con la mia mamma, dico: mamma, tu non mi hai portato in chiesa quando ero piccolo, perché lei non era credente. E soltanto con 13 anni ho accettato Gesù Cristo. Con 13 anni ho avuto il privilegio di servire al Signore. E sono fino oggi dispiaciuto perché non sono stato un bambino nella casa del Signore. Non ho partecipato della classe felice, della scuola domenicale, non ho potuto partecipare della condivisione della parola quando piccolo. Fratelli, questo è molto serio. E a volte ci sono persone che stanno dicendo, postergando, dicendo domani, ano prossimo, quando cresce, quando avrà possibilità. Tu stai aspettando essa cosa, la morte. E voglio dirti una cosa, che la parola dice nel versetto 5 del capitolo del Salmo 6, che nella morte non c'è memoria di te. Chi ti celebrerà nel Sheol? Fratelli, i morti non celebrano il Signore, sono i vivi che glorificano il Signore, che celebrano il Signore, che servono al Signore. Io vorrei parlare di questo stamattina, di portare questo consiglio. Ci sono persone che dicono: ma mio figlio è un adolescente, lascia stare, ora devi godere la vita, e permette che i figli vivano come il mondo. Dio ti sta guardando e non piace al Signore questo modo, perché Dio ti ha dato questo figlio, questa eredità, perché tu possa portare a Lui, rendere a Lui, perché è in prestito. O tu pensi che ti appartiene? È in prestito, questo figlio tuo è in prestito, questo marito tuo, questa moglie è in prestito. Perché quando moriamo, chi portiamo con noi? Nessuno, andiamo da solo. Quindi cerca il Signore, te, alza un altare a Dio oggi, rivolgiti a Lui, prega a Lui e serve Lui, perché Lui ti ha costituito. Ci sono persone che rimangono solo nei dolori, nelle lamentazioni. Ah, perché i miei nemici? Perché questo? Perché non ho tempo? Perché non ho questo? Perché non ho soldi? Perché non ho niente? Alzati e vedrai un Dio che lavora per chi aspetta in Lui, ma per chi aspetta in Lui, per chi si fida in Lui. Il profeta Naum ha detto: il Signore è buono, è una fortezza nel giorno dell'avversità, e conosci chi lo teme. Dio ti conosce o tu sei sconosciuto nel regno di Dio? Ti consiglio, caro mio fratello, cara sorella, di avvicinarsi a Dio. Avvicinati a Dio, alla sua parola. E sa qual è la via? Gesù Cristo. Senza Gesù non possiamo fare nulla. Vi abbraccio nell'amore del Signore, che Dio vi benedica, prendete questo consiglio biblico e non aspettate la morte, non aspettate la fine, non aspettate gli anni che passano. Il tempo di servire al Signore è oggi. Un abbraccio grande, grande. Se Dio vuole, ci sarò stasera con voi, servendo al Signore.
nella base A. Oggi c'è culto di giovani qua a Firenze, via il Prato 40 Rosso. Un abbraccio ai giovani. Abbiamo la preghiera e lo studio a Scandici, nella nostra base a Scandici, e abbiamo la Santa Cena a Legnago di Verona. Un abbraccio ai fratelli, permettendo Dio, ci vediamo. Amen. Vi saluto, lasciate mi piace, condividete, e anche chi vedrà dopo, un abbraccio in nome di Gesù. Se Dio vuole ci vediamo giovedì mattina alle 8 in questo canale AD Arca Missionaria Italia. Iscrivetevi in questo canale voi che non siete ancora iscritti. Dio vi benedica in nome di Gesù.